Buon numeri a totus, amigos e amigas da RTS Novas, beni torrausu, beni torradas, s'ascuttu de sa trasmissione che conta da su panorama des eventos culturalis e scientificus che poteus agattai girotendi vostra Sardigna. Custa è sa de 23 puntadas e torrausu me in sa biblioteca Emilio Lussu me in Monteclaro in Casteddu può ascoltare sa seconda patti de su de 3 a topius de s'eventu energia a ragione su sviluppo rispettoso dessa cultura e dessa natura che si funtivatto su proprio questo tongi, insando su de tresi a topio su adibio sa partecipazione del suo fotografo naturalista Giovanni Paulis, in parisi con i rappresentanti delle cambienti in Sardegna, che è Enrico Concu, e in parisi con questo su giornalista de Luca Urgu, TV e DAO, de Benidori e de sostenibilità energetica in Sardegna, in sa mesa d'unda che è serriata sa rivoluzione green in Sardegna, mirata a noi, a vostra sostenibilità e s'amparo del suo territorio naturale. E insando su da ricordo che questo evento si è fatto grazie a sa città di metropolitana de Casteddu che ha di apparicciau custos attobius in parisi con terra de punt e su sostegno de Sarras finanziaus insandus po con sa lei 482 del su 99, sa lei nazionali e sa lei regionali 22 del su 2018. Sa ricordo pure che tutto questo evento ad identio su coordinamento scientifico, sa supervisione scientifica di Salvatore Cupeddu e su coordinamento linguistico di Emanuele Pittoni. Essi de importo a recordare su s'impereu de sa lingua sadra mentotto is eventos, mentotto is attobius, poi i testi stetiu naresu unu trastu po donai visibilità a sa lingua sadra imparata in ambito culturali e finzas scientifico. Insando si lassu in compagnia des espertos de questa mesa d'unda si torna grazie e si dà un appuntamento ai cittadini con un'altra puntata del RTS Novas. Buon numeri a totus. Una cosa che abbiamo già nato, ma in subra potremmo essere tutti d'accordo, che le informazioni sono un elemento importantissimo. Quest'isola ha già pagato un prezzo troppo manno in altre cose, sugli ultimi 50-60 anni. Quando è tornato a pagare un umano che non potremmo manco affrontare. Quindi, sopra questo problema corre che bisogna tutta l'attenzione e tutti i consulenti, tutti gli studiosi, buoni per dare sul consiglio giusto. A me mi viene sempre da pensare una cosa, che a Bascio è una fabbrica molto importante in San Roque che tratta da un'energia su combustibile, su benzina e bilamos a bocca e mare. Se una petroliera tenete un problema, potete arruinare l'unica risorsa ambientale che non si sta barrata intatta, che è la natura, su mare, su coste. Però da Saturchirru noi sì, la benzina la paghiamo più cara dell'esatta regione d'Italia, ma quando mai, se non in che realtà non è stata una sollevazione popolare, una politica che ha provato su manco, cioè, dato che te venimmo su questa ipoteca ambientale manna, ma fa che pagate a su manco la benzina a metà. Il problema lo teniamo e lo dobbiamo barrare, ma poi dobbiamo pagare fino a di più. E tenere su giovani ingegneri. E questa è legge, Certo, su che tenete in San Rocco sicuramente è un problema ambientale in mano, forse è raffineria per un anno di Europa. Da tenere in noi, in un luogo che è uno dei più belli per la naturalezza in Europa, è un pochetto una contraddizione questa, però è vero che ci dona da usare al vostro traballo, da usare traballo. Sicuramente questa componente del B subito del tuo di B su traballo che accesti e la possibilità di che su traballo si indianditi naraso che non ci frena da pago deve protestare è diverso delle energie rinnovabili che non dubbioso subito su beneficio insando ci vedi deve protestare per uso per gusto
mancai su danno no esti e da po' di essi che non ci piace di questa papia in cui che de peuso se cai che qua matta in cui dipende sul logo una cosa che dipende da sul logo ma una cosa che non è paragonabile. Sicuramente in suo futuro non è pensabile che un impianto come questo è da barra di aici, ma sicuramente non ci potete permettere di vedere tutto questo traballo. Sicuramente però queste tecnologie che usano in questo impianto voi intessi usata po' altro questa transizione voi intessi vostra in funzione di questa transizione ecologica. Una cosa che fa in a San Rock è a usare questo idrogeno, per esempio. Ed non credo che questo idrogeno è poi adesso sul futuro dessa energia che tu ad andare a idrogeno poi questa questione di questa termodinamica non è mega efficiente in realtà poi questo idrogeno tu puoi si produci di energie rinnovabili ma dopo tu devi a bruciare o tornare a trasformare in energia iniziandoci petresi meta però per certe cose poi adesso soluzioni devo pure poi fatto la tesi da laurea in magistrali e noi ci de agattare soluzioni a su problema dessa energia produce in pruso in noi tenere una cosa che sono in due situazioni di transizione se tenere situazioni noi usiamo ancora studiare i centrali a carbone ma uso aumentando questa produzione di energie rinnovabili che adeppi essi essi sufficienti può ci mantiene in equilibrio quando io studiare su gravone iniziando su sedi quando c'è in metavento meta sopi e i centrali si ci punta ancora a luttasa produce de bruso de su che ci revedi e iniziando su tocca da quando sovraccaricare sta rete tocca da a studiare certi impianti i impianti che è più facile da studiare punti spalla eolica per esempio ed è no ma non c'è un modo una modalità di o evitare può cercare di usare questa energia poi chi produce questa energia è pagato a suo proprio pure che spavia se non funziona poi è questa cosa di stabilità di questa rete e iniziando su si può fare si può produrre si può usare questa energia fai produrre questo impianto ma non da gettare in questa rete ma da usare può produrre idrogeno con questa energia rinnovabile si può produce idrogeno bridi, se di aici puoi di energie rinnovabili, con se elettrolisi dell'acqua. Questo idrogeno però è difficile da allogare, è difficile da trasportare, e pure da usare non si usa ancora pronto. È in meta esplosivo, te devo usare un bello pochetto di problemi. Meta densità energetica, un po' massa ma non volumi è un pochettino problematico in satesi cosa mi è taponao è una possibilità di in cui che non si sono ancora pronto si può usare esti a usare questo idrogeno in pari con sanidade carbonica può produrre metano che è un biometano potete usare questo processo questa cosa particolare che potete usare un po' decarbonizzare in meta settori dopo potete usare questa tenere su già questa infrastruttura è pure più facile da allogare è più facile da allogare certo se chi sa l'anidride carbonica esti vedi su biogas esti biogenica vedi dell'atmosfera o esti deuso catturata des impiantos industriali pure delle centrali che teneuso insando su questo esti una cosa circolare questa non si usa torrenti non si supponendo atmosfera anidride carbonica che vieta tutta la terra lo stiamo esponendo in banca no, è una cosa virtuosa potete suonare che esti combustibili rinnovabili 10 no, questa è una cosa che ha fatto da vostra tesi che è uno dei elementi non è sicuramente la soluzione magica prodotto ma è una delle tecnologie che si può usare commenti non è scelta eolico e fotovoltaico certo è meta e questo può essere tecnologie che si può usare di bruso è più semplice da sponsor può produrre meta di energia ma tenere su geotermico
questa energia di questa terra, del suo calore di questa terra che può essere usata in bassa entalpia o può callentare i domus, cosa nostra, questa pompa di calore, questi proficienti che usano su questa energia, o tenere su sito elettrico che è importante in me, tenere su l'uso dei 50 digas. Sito elettrico è un altro problema ambientale, in me da manno, d'uscito, però lo tenevo su, in me può allogare questa energia, sicuramente, sito elettrico, deve prodursi. Tanto io piannai, cioè tocca da adattare soluzioni. Non c'è certa tecnologia, non c'è certe soluzioni, ma ci di punti in mezzo, dipendessi usata tutto, in giusta proporzione, e tocca da cercare pure tem lo stesso stesso traballo da cercare di convertire da tecnologia satra a varie transizioni pure in suo traballo, non scetti in questa produzione di questa energia e tutto questo. Giovanni, questo che nos ha dato Enrico, secondo te si fa pazienza o si può fare da bella bella? Ah, per me si vuole fare. Si vuole fare, ne uso già le tecnologie che può cominciare, poi stare nella regione Enrico, non è che so poi noi siamo sempre studiato tecnologia, può maneggiare gravoi, può maneggiare petrolio, e dai vago che siamo studiando bene i satras. Con questo problema che è uso dei grandi multinazionali che non è che hanno interrotto questo interesse a fare studiare queste energie alternative. E sanno, insomma, questo problema diventa un vago per un anno. Deve essere un vago, come ti posso dire, deve essere il governo sicuro a ci investire in questa cosa. Poi che la sauce scelta è privato, solo il vago, poi fai di noi deve essere. E deve essere dove fai con suo carbone e con suo petrolio. Con l'altro è un vago più difficile, poi te lo cala a studiare e quindi tocca avere di tempo. E questo è un problema. Vorremmo dire una cosa, un po' palla eolica, che mi è capitato di andare a convegni, dove si guarda questo impatto che hanno in spalla eolica con Abilas e altri villoni, rapaci, che è un bello problema, però in Gunivuru noi siamo un posto su male, però ci sono nazioni, sa Spagna, che vanno studiando soluzioni, non è che vanno soluzioni che a impatto zero, però funzionano. E sai, invece dei reni, non uscivo, 20 intrusi su morto, poi spalla eolica, sa punti 5, non sa cominciare a andare già in meglio. Però in Gunivuru tocca a fare a essere consapevoli del suo fatto che non puoi essere solo saputo essere reali, a una cosa devi rinunciare e meglio sono diverdi 5 che diverdi 20 per me di aici devo di aici il suo problema che ne uso in noi è che in Spagna c'è una lei che andare alla società elettrica tu fai questo impianto tu poni il scafo, tu poni le spalle eoliche, ma da bene. Devi cercare questa soluzione, poi i spilloni non devono morire. In Italia no. In Italia tocca a Simone di accordo con Terna, bene gusto, ma è altra che è neuso. Terna è una delle cose che traballa da Bruso in questa cosa, tra l'altro. Tocca a Simone di accordo con Custos e cercare di convincere, non ti prendi bene, noi abbiamo difenduto bene gli universitari da Sassari sul progetto dei intrusi, però insomma chi ci vesti non a lei che narra tu vai di gusto e devi si poni tutti di sua azori tutto questo che servi e resti meglio. Invece questo controllo non veste. No, non c'è a lei, non fu obbligato. Cioè punto obbligato che sa regione quando controlla la sa valutazione degli impatti ambientali. No, in noi è necessario che ci fonti, però non dovete in ogni luogo.
È un problema questo. Certo. No, questa è una cosa meda interessante, mi sono interessato pure con questa cosa di spilloisi, proprio per appunto devo appunto sempre dentro questa passione per gli animali, per i rapaci, in meda. I rapaci si punti, questo so che punti bruso o sensibili, rischio. vittime a rischio per spavese ora. È una cosa che in sul mondo non morrenti meda. Però tocca pure a noi conoscere dei numeri. Poi è vero che meta pilloisi morrenti ogni anno poi spaviasa. Però canto di morrenti dei pilloisi in tutto per causa antropica. Noi tengo sul telefono con questo un grafico di un articolo con questa cosa. Meta di questo studio sono stati fatti a partire da 10 anni fa. Sono stato in America. In cui hanno iniziato di prima a studiare questa cosa. Hanno detto un meta pilloisi in moto, hanno iniziato a pubblicare articoli, fare studi. A as causas de morte de pilloisi causate da sommi spavesa funti 7 settima causa poi savrimma funti spisitus mancai no voi rapace poi Questo è un altro bello problema. spisitus morrenti bocinti ogni anno in America dai 360 milioni a più di 1 miliardo di pilloisi. De Bruso e Spisitus che hanno tenti in meri. Dopo teneuso i edifici, i imbridi, i spilloni hanno andato. Ci fonti nazioni che i tutto su palazzo fatta in Birdus de Pipponi sa figura de Sabila o de un altro rapace che non farà arrivare spilloni singoli. E noso. 600 milioni dopo in macchine 200 milioni i pesticidi dopo i fiusi di correnti i torrette di comunicazioni e poi turbine eoliche 1 milione ogni anno. Con fortuna che non ci molti produci scapo del resto che non adoro. Che non ci fotti brusi non ti so di essere sicuro, non è che ti so di essere sicuro, è che ti rallentano vago, questo sì. E a scrovetto che spilloni se non fonti questo che fonti brusi in pericolo. Se si morredo sono fonti brusi in pericolo sicuro de morre quei spazi. Ma alcuni questo cambiamento climatico fa danno sul leggio, so? A poi commenti no, ci funti in meta tecnologia che si può poi evitare questa cosa dei bocci pillosi. In America c'è sti funti lazy su proprio o poi si intrusos in un luogo poi intendo che ogni pavia poi di bocci massimo di bocci uno di intruso in tutto sta vita di savare e tanto tanti montavo un sistema GPS e sapeva si vrimma da quando su intruso in zona. Ma ci fu tanto su gruppi si può vai. In Spagna maneggiata questa cosa che quando è arrivando che qualcuno un intruso, c'è una luce che sa lui. Sa lui e sa su zone si spesa su zone. Un'altra cosa è a fare impianti in una maniera che sti ragionata. Poi posso produrre questa stessa quantità di decorrenti ponendo uova avia posta bene sul luogo giusto manna una e no in meta avia sa vitticasa e uova avia scetti e invece sa de meta vitticasa è sto pericolo proprio con meta per esempio voi spavesevoli che da mezzo pensano ma voi non si fate su vitticasa che hanno stroba danno si vinti. La verità è che deppisi usare sulla risorsa in pruso, stroba di pruso e se energia che produci per spago, quindi sapavia produci con la velocità di subento. Pruso è alta la velocità di subento, pruso gira da fuori sapavia, pruso energia produci. La velocità di subento aumenta con sa quota, ma
Prus non è tua cosa lineare. Prus un aumento vittico della velocità del subento aumenta da meta sa potenza dessa energia produzita. Intanto ti succede di che una papia di 120 metri produce di centinaia di 8 di bruso di una di 30. Tocca pure a fare questo ragionamento. Un'altra cosa è se fai spavia niedasa e sti studio di no, spavia niedasa punti pro cosa pro Di Ussar Bianca. sì, ma no, manca per uso Me lo so per spilloni, ma non puoi aereo, Bene, amo la questione del durata 50 minuti, cioè, però non amo galu che si a qualcuno di voi si vuole fare il piacere di fare qualche domanda o di dire qualche cosa o di fare qualche intervento. Questa cosa non è gradita, è graditissima. Vedo un sacco di mani alzate, eccola qui. L'ultimo. Si avvicini, si avvicini. Ma così che non è stato puro, Non so un po'. Parlare del ruolo della stampa in queste vicende, tanto per fare un nome a caso, l'Unione Sacra. Cosa mi dite? Guardi, Io mi astengo perché scrivono un... io non stenderei un velo pietoso, una coperta, perché così non si vede proprio niente, che con il velo qualcosa si intravede. È uno dramma, cioè, è di adesso sono un dramma, voi punti... Poi me ci vuoi interesse a parlare, perché non può riresi che si era di aici, cioè, quando avvenni ignoranza, quando avvenni rotto, ma quando te ho ligio, funti secondi in matta sa che si onanta ossigeno, e funti secondi ho calitto, che è stato vrantao, commenti forestazione produttiva, ma dei taseu su vuodendi, dei nuda, ma dei nuda di areruso. Cioè, il problema è che questa gente di aici, traballara con ignoranza della gente, ignoranza non in senso di non conoscenza, ma andava bene. E traballata aici, poi chi lui non uscisi, che è secondo ho calitto. Cioè, pensa basato su che dobbiamo ponendo il pizzo su un club di motosegista, se non sai che calitto, che non ci fai nulla, andennoso. Cioè, è una matta di adesso stupida in Sardegna, non c'ha po' da mera. Eppure, sai che tocca lì, tu parli che sai che in matta sa dei ilici per beccia sa che reneuso, parli che sienta in matta sa de sa sbadde, sa orgosolo. Gesù Cristo mio, de sa sa canta dogna 10 anni, cioè dogna 10 anni, si indisciranta danno ambientale, può capire Dio. Non ho altro che nunca mi rinnego. No, sono d'accordo. Narauso che sta stampa non ha di aiutato in tutto questa transizione ecologica. Sicuramente c'è la sensibilità che tocca da considerare questa gente, che è pure la sensibilità di buona Narauso, okay, de subita che è con tutte le cose che succedono, ma è stessa usata da gente che non teneva a cuore su bene della terra cosa nostra, secondo me. Una pregunta, poi bisogna ricordare che oggi detenuto su San Marta Battaglia, presidente di Lega Ambiente Sardegna, conosco un grande piacere, sì, Vince oggi si nega nessuna cosa anche in italiano, a pezzo di ragionamento su chi si offende. No, io voglio fare una pregunta che mi interessa da me, è chi torna da questo ragionamento su questo spippio, su questa spippias, non su nativi analogici, non siamo nativi digitali, se uso come tenere parti di questo chiesti un altro sei un beccio su una radio. questo spippio funti nasce già con questo imprinting, con questo modo di essere ambientalista. Intanto su de nosu che ci pulia su per in terra o ci pulia la lattina di Coca-Cola per giocare a palloni, poi quando la Russia è stata all'assasta in Saia, più su queste cose sono da fare. Poi su tempo su Benidori,
sinergia dei giovunentos, no? Dei spipius e spipias. Voi intessi parti e ruolo in cui si chiede avere su una transizione green, nuovo interessu, ma po' veritadi e circa proprio di difendere gli ambienti cosa nostra. Io credo che già, noso lo comprendevo che avevo vivi in un mondo decente e tocca da si muove e si va intendi pure poi le decisioni le politiche hanno da decidere su noso chi non ci fa si intendi e decidi esatto su noso e non decidi sempre in suo modo giusto. Sicuramente tutto in suo interesse cosa nostra a cercare di vivere in una maniera più sostenibile. Credo che noi nostro crescendo con questa generazione nuova di lavoro con una sensibilità di speciale per questo ambiente comprendendo che il danno a questo ambiente è sto danno a noi e a suo futuro cosa nostra bruso mancare le generazioni innanzi. Poi chi in sintesi che adesso risponde mi viene a conca che uno delle cose che diventa timide per uso italianus, bomba atomica, guerra, eccetera, eccetera, è proprio questo mutamento del suo clima, che va da timidi proprio sa gente, quindi non si scidi a avere uso a sa rapportare. È una delle paure, come delle cose che diventa timide per uso gli italianus. No, ma è vero. È di aici. E duramente però non fate nulla, non si muovono, può migliorare. E per questo che era a trabalhare con i giovani. Poi questo è dopo il bio, posso stare chiedendo, insomma, per cominciare a montare cose sono 92, non è proprio straordinario. E quando venivano i spicciocchetti delle scuole, non si guardasse del bracconaggio, che era un problema, che era... Questo spicciocchietto su noi, in TV, ebbene, ancora a soasi, e su fanti 2 volte, questo che non succedeva sull'albero della vergogna, lui tu conosci bene. 2 volte, lo vedi, questo lo usavano per catturare, e già sul fatto che lo usavano, poi non è che uso traballavo bene, e diminuì un mera sul bracconaggio. Non è spacciavo, questo è poco ma sicuro. Però traballai con le generazioni nuove, poi non è pure. Provai a porre questo semine di ticche d'un conca che ti fa ripensare, ma so vendi questa cosa giusta? E quando uno è picciochetto, più piccolo, è più facile fare cosa di aici. E non solo devi fare in moi, devi tu cominciare prima, ma devi fare in moi pure per energie rinnovabili. Poi te gusto sul discorso, tocca a convincere generazioni nuove che è questa la strada da seguire. Poi te che nunca se si può vedere dopo una prima, non sono scetti uno dei pianeta e tu sei boccendi. Senza suo pianeta non si andava, non ha più compreso. Io voglio andare ad una cosa con Somine che prima ha fatto una domanda appropriata sul ruolo dell'informazione. Mai come in questo periodo siamo liberi e possiamo accedere a fonti in maniera diretta, che non filtros. Volonare ad un giornalista, triballo per un giornale, per una televisione, ma amo dal modo di accedere e non fare di un'opinione. Tocca solo a noi poter consultare fonti differenti, che non tutto hanno andare a queste cose per fortuna nel rodeo. E nos creare questa coscienza critica che ci permette di non fare di un'idea completa in sopra di un problema come potrebbe essere su fonti energetiche alternative o su questa che abbiamo sempre utilizzato in passato. È il vero, sono gruppi editoriali spesso tengono qualche interesse più umano e hanno sempre giocato su questa cosa, a catturare l'attenzione della popolazione. Però, come questo gioco è sempre più difficile, che noi possiamo accedere veramente a fonti informative differenti. E se siamo informati possiamo contrastare facilmente o con maggior forza queste cose che non ci spiegano. Questa è una. La seconda,
hemos fallado sus pizzinos. Si los pizzinos como tienen una coscienza ambientale più umana, sono più attenti, tienen a coro la coscienza di questa terra e cominciano a difendere. Invece due meriti. Un pago del babbo e della mamma che l'hanno trasmesso in domo, in scuola, come funzionano. E poi la fortuna che come su spizzino non è che abbarra solo in Sardegna, gira da. Per fortuna abito a altre città, a altri luoghi, e noi non sempre bada questa, tutta l'ambientale che noi sta barrata. E quindi questo valore si lo sono conquistando a bello e sono il primo difensore di questo ecosistema. E questa è una cosa buona, potete essere da casa, insomma, non è difficile all'opporne infatti di questa difesa del suo territorio. Dato appunto che questa cosa adesso non è sarda, c'è di po' canto credo che sia una cosa negativa, c'è di portare pure una cosa positiva. A B o su gente che si muove di questa terra, cosa sua è questo sentimento buono, un raso. Che però parte di idee, informazioni che non punti giuste. Il problema è questo. Il problema è questo. Sicuramente per me è strano a B tutto questo. Pensa che anda bene, non vi progetto su, non punti. Non troppo su. Punti troppo su, ma non antessi fatto tutto. No. È impossibile cosa dici. Anda bene, però questa speculazione può vuota. Castiani tutte le speculazioni che ci punti stati in Sardegna sotto su che se lassavo in noi, inquinamento e tutto. Può vuota, c'è sta speculazione che ci vota da cosa positiva che noi ci su ambienti deve migliorare, su manco gusto. C'è sta cosa, o piccola differenza di altre cose. Sì. Tocca da donare, non che tocca da accettare tutto come testi, non se ne rendi gusto, però tocca da donare. Ma se questa cosa se questa cosa ha portato anche una cosa del buono, è stato proprio sul fatto che la gente ha cominciato a si muovere. Ma non che era da fare muovere, grazie a Dio, però, non di sapere irare e non scettici in prirare. Poi che non sono una rausa che ci funti 300 progetti e che manda a rotto su quasi 20 rotto su non so se non di sapere irare, ma già i 150 punti troppo su in sano che era bene e il problema nasce dopo quando si comincia un problema politico poi noi sull'assa un vuoto normativo di alle umano in Sardegna e un permettio a suo governo di decidere a un divoni i impianti che non si veste su muovi su prima e si investe su scirau su prima forse non festo in questa situazione poi è vero banda bene transizione energetica speculazione energetica no assolutamente no poi chi ne ci arrimiti di voi sono un noso e sarà la cosa nostra poi tocca a parlare attento a un di tu vai a un di canto di vai poi il suo problema è questo, non è a due vai e basta, è a un di due vai e canto di vai. Poi lo che era B, poi che due vai è scetti poi ci punti incentivi su ogni valle eolica o vannello e magari due su in una zona dove non funti manco 10 redditizi, e in Sasi sono piccando a bussinare da solo, non vanno bene di aici. Certo.